Siamo qui con mister Cappello dopo che i suoi ragazzi del Mistral hanno vinto il derby palermitano contro Athletic Club. Mister, qualificazione raggiunta, ma forse l'obiettivo più importante oggi è quello di rodare i nuovi meccanismi della squadra, inserire nuovi acquisti e ovviamente creare i presupposti per una stagione che deve essere entusiasmante. Sì, hai detto tu bene, questo è un nuovo gruppo, un gruppo giovane, quindi per me la Coppa Divisione era un modo per conoscere i ragazzi e per iniziare a capire un po' di che passato abbiamo fatto. Diciamo che è andata bene, col Canicattì abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo vinto 4-1, adesso il derby è andato a noi, abbiamo vinto 5-4 con una grandissima prestazione. C'è molto ancora da lavorare però, quindi lunedì analizzeremo un po' quello che è mancato, però i ragazzi sono stati grandi anche oggi. Dai gol del solito Murò alle magie del nuovo Mendola, possiamo dire che questo Mistral è un'unione di giovani rampanti e di esperti che possono dare ovviamente il loro tocco in più. E poi volevo chiedere una cosa subito, velocissima. Abbiamo visto magari che in certe parti della gara, magari nel mezzo delle frazioni, la squadra si perdeva un poco. Lucidità che manca oppure semplici problemi dovuti alla preparazione? No, quello è un calo mentale dove capisci bene che abbiamo tanti giovani, i ragazzi non hanno mai fatto queste categorie, quindi un po' mentalmente ci sta che vai sul 4-1 e comunque ti senti la partita già in tasca, la senti la partita vinta. Poi tra l'altro noi avevamo altri risultati, potevamo pareggiare e passavamo, potevamo perdere i 2 gol e passavamo, quindi questo fattore un po' mentalmente ci ha fatto un po' abbassare i ritmi, però ripeto, dobbiamo ancora lavorare, sono tanti giovani, però sono giovani che hanno voglia, sono giovani che ascoltano e giovani che vogliono dimostrare tanto, quindi ne lavoreremo per farci trovare pronti subito in campionato, perché la prima andiamo ad Acireale, sarà un bel test, però sono contento dei ragazzi perché stiamo lavorando veramente bene, quindi diciamo che sono convinto che faremo bene quest'anno. Siamo qui con Peppe Mendola, autore di una doppietta clamorosa nel match tra Mistral e Athletic Club. Peppe, hai deciso un derby di Palermo, tu che vieni dalla Meta Catania, adesso ovviamente c'è di fronte una stagione che sarà tutta da vedere, tutta da disputare, però questo era il punto di partenza che ci voleva. Sì, ringrazio la squadra per i miei 2 gol che è merito anche loro. Questa è la prima partita, diciamo, in casa e sono grato, diciamo, al pubblico e alla mia squadra, soprattutto al mister che, diciamo, ha fiducia in me e in tutta la squadra. Questo spero che la stagione vada come deve andare e forza Mistra.